O bianco o nero vi ho offerto? Basta una notte in un Falkensteiner Hotel per rilassarsi, 3 per ricaricarsi, 7 per rigenerarsi. Pensa a te. Benvenuto a casa. E ci risiamo. Di queste puntate ne faremo volentieri a meno. Un talk di grande ascolto si procura delle notizie che creino scandalo, oppure le liti in studio con questo o quell'ospite, grandi urla e tanti insulti. Ma noi abbiamo anche l'obbligo di insistere su temi che riguardano tutti, ivi compreso le stragi stradali. Sì, perché mentre ci si diverte guardando trasmissioni come l'Isola o il Grande Fratello, persone innocenti vengono uccise dai comportamenti che varcano abbondantemente i limiti della decenza. Ci riferiamo agli incidenti automobilistici dove la sensazione, anzi la certezza, che chi commette atti di pirateria stradale non vengono adeguatamente puniti. Già troppe volte abbiamo assistito ad eventi tragici dove il responsabile viene condannato a pene lievissime, anzi, dopo scrivono un bel libro e diventano anche degli eroi. Dobbiamo dare risposte certe, pene certe e contemporaneamente iniziare un percorso culturale che mette in prima posizione il valore della persona, il valore della vita, il rispetto delle regole comuni, anche a costo di essere spiati di notte e di giorno attraverso le videosorveglianze delle intersezioni semaforiche ed anche del controllo stradale in generale. La sensazione è che, a differenza di altri stati, l'Italia sia piuttosto tollerante nei confronti dei contravventori. Il sistema tende a sfruttare a livello economico le entrate derivate dalle multe, senza mai investire sulle misure di sicurezza. Le scuole non danno nessun insegnamento, né pratico né tantomeno teorico, sulle responsabilità di ognuno di noi. Il meccanismo attuale ci pare rivolto a fare cassa piuttosto che creare quella cultura che chi si macchia di tali reati si debba vergognare per tutta la vita. L'automobilista normale è stanco di essere tartassato da multe con immagini fotografiche che non dimostrano l'avvenuta infrazione. Oggi tecnologie avanzate possono dimostrare l'avvenuta violazione del codice della strada ed in più riescono nell'intento di fare chiarezza e senza possibilità di contraddittorio da parte di coloro che si sentono più furbi degli altri. O bianco o nero, può cominciare. Benvenuti a questa puntata di O Bianco o Nero, ma siamo tutti controllati? Beh, io auspicherei proprio di sì. Mi piacerebbe essere controllato per non temere per la mia vita e per la vita dei miei cari, se queste sono le conclusioni. Avevamo promesso che almeno una volta al mese avremmo parlato delle vittime della strada e continuiamo a farlo in maniera sensata, in maniera anche provocatoria, con quel pepe in più che non guasta, anche perché insomma siamo stanchi di vedere nei giornali titoli a 4 colonne, a 2 colonne, dove alla fine ci sono sempre i morti, ragazzi, giovani, quindi un depotenziamento della società e soprattutto poi coloro che si macchiano di questi reati la fanno franca e, come si diceva in copertina, tante volte scrivono un libro e diventano anche degli eroi e quindi personaggi famosi. Grazie Vittorio Bottoli, avvocato, per la sua cortese presenza, perché ci serve anche il conforto dell'avvocato. Non sta cambiando niente, non cambia nulla e stasera io vorrei essere un po' più cattivo, perché credo che se ci sono delle tecnologie, e questa sera vediamo e possiamo appurare che ci sono, mettiamole, viva Dio, perché poi dopo alla fine ne va dei nostri figli, della nostra generazione, delle nuove generazioni che in qualche maniera vengono depotenziate. Purtroppo oggi si sta perdendo il senso del valore della persona e quindi della vita umana e la necessità di fare di tutto per l'incolumità di queste persone. Oggi noi assistiamo a fatti clamorosi quando, per le modalità in cui si è persa questa vita umana, tutte le televisioni si occupano per mesi, per anni, vediamo gli ultimi casi di quelle 2 povere
ragazzine che sono state uccise. Eppure dal punto di vista obiettivo può apparire addirittura cinico questo discorso: la vita di colui che è morto in un incidente stradale ha lo stesso valore della vita di colui cui la vita è stata sottratta per un atto delinquenziale puro. Credo che più cinico sia un discorso coerente e senza false ipocrisie. Certo, perché bisognerebbe iniziare a scandalizzarsi per tutto ciò che pone in pericolo l'incolumità personale dei nostri figli. Ovviamente è la cosa più facile come accesso, ma pensiamo a qualsiasi danno che può essere procurato alla società dalla perdita, dalla mancanza di una vita, o peggio ancora dal fatto che una persona rimanga per tutta la vita su una carrozzella o d'altro. E quindi, se posso concludere questo primo mio inizio, dopo 10 anni che ho svolto nell'attività di difensore civico regionale, per cui mi occupavo della tutela dei diritti dei cittadini nei confronti delle angherie o delle violazioni di diritto da parte della pubblica amministrazione, ebbene, ho imparato che è necessario fare una graduatoria e una classifica di queste tutele, anche se per ogni cittadino, quando viene violato un suo diritto, è quello ovviamente il momento più importante, ma dal punto di vista obiettivo, noi che ne abbiamo avuto o ne abbiamo la responsabilità, dobbiamo sempre tenere presente che il primo, non dico esclusivo, ma fondamentale diritto è quello dell'incolumità. E quindi guai a quelle amministrazioni che non pongono in essere tutto ciò che oggi la tecnologia moderna ci mette a disposizione per salvare anche una sola di queste vite. E se ne salverebbero molte di più se tanti cominciassero a fare come ha fatto Schio. Tanto grazie a Matteo Maroni, lei è comandante del Consorzio Alto Vicentino di Schio, quindi mi pare 16 comuni se non sbaglio. Esattamente, sì. Quindi vi state occupando molto, anche occupandovi delle scuole, facendo dei giri che siano anche culturali sulle scuole primarie. Schio mi pare che sia anche un po' all'avanguardia per quanto riguarda le piste ciclabili, molto si può fare, però mi piacerebbe questa sera discriminare per non cadere nel pentolone. Alcuni comuni vogliono far cassa, stasera testimonieremo senza ombra di dubbio che sono dei comuni che veramente sono probi e non fanno cassa, anzi cercano di abbassare quello che sono le infrazioni. Uno di questi sicuramente è Schio. Diciamo che la politica della prevenzione, perché dobbiamo parlare di prevenzione alla fine, è fatta di 1000 interventi diversi e credo che la città di Schio abbia dimostrato che gli interventi sono sia sul costruire strade nuove, costruire piste ciclabili, che vuol dire portare meno auto, soprattutto nel centro, meno auto presso le scuole, perché le famose isole ambientali che su cui Schio ha investito molti euro, puntano soprattutto quindi a creare delle zone sicure attorno agli istituti scolastici, dove si concentrano ovviamente i bambini che vanno a scuola. Il piedibus, non so se ne avete mai sentito parlare, ma in provincia di Vicenza mi pare che Schio sia stato il primo comune mi pare che segua anche Cassola, che ecco, esattamente, quindi ci sono 1000 interventi. Dopo ovviamente c'è il nostro intervento della polizia locale. Io vorrei innanzitutto dire che quando si parla di prevenzione è un concetto che viene un po' tirato di qua e di là. La prevenzione però è la prevenzione dell'evento infortunistico, non è la prevenzione della multa, tanto per essere, almeno nel mio concetto. Quindi noi dobbiamo prevenire l'evento infortunistico, prevenire il ferito, prevenire la morte. Quindi se i mezzi, gli strumenti per arrivare lì sono anche degli strumenti che sono impopolari, per me sono strade da percorrere. L'impopolarità fa parte del nostro mestiere, però che a volte però paga. Paga sicuramente, perché sappiamo, e le statistiche ce lo dicono, che altri paesi europei che hanno raggiunto da diversi anni prima di noi l'obiettivo, il famoso obiettivo europeo di dimezzare le morti dal 2001 al 2010, sono già arrivati. Noi siamo ancora lì al 30% di questo obiettivo. Nella più rosea delle ipotesi, esatto, se le statistiche le prendiamo insomma dal verso più giusto, e gli altri paesi come la Francia e il Portogallo hanno usato sistemi molto più duri e hanno pagato insomma, questi Bene, sistemi. noi stiamo adesso vedendo anche, voglio anche ricordare che c'è stata una catastrofe senza precedenti in Giappone, è un po' quello che succede durante le strade, durante l'anno, continuamente anche in Italia con le stragi del sabato sera.
sono migliaia di morti. Allora adesso sta venendo fuori una catastrofe veramente globale che coinvolge tutti, rischiamo di vaporizzare, per carità, non vogliamo creare allarmismi, però se volete girare canale potete guardare questo o quel talk o il Grande Fratello che mi pare che vada in onda stasera, se preferite cambiate pure, sembra che non succeda niente, tutto festa e belletti, pepe. Non funziona così la vita, io ne ho anche un po' le scatole piene, ne voglio parlare con Alberto Pallotti, che è presidente per quanto riguarda Verona, dei familiari e vittime della strada, ma dobbiamo veramente diventare vittime di un evento per poterci mettere in confronto e soprattutto in contrasto con quello che pare che sia oramai diventato un uso talmente sistematico, talmente veramente orrendo, barboso, odioso e soprattutto anche contro la legge, che è quello di vedere tante, dall'ultima puntata mi dice sono morte altre 8 persone a Verona, non te ne conto quante sono morte in Veneto e in tutta Italia, centinaia e centinaia di ragazzi. Sì, io purtroppo ho una triste esperienza in tal senso perché macabramente raccolgo tutti gli articoli dei giornali che si riferiscono a queste persone, questi incidenti gravi con persone che non tornano più a casa e ogni anno questo mio quaderno che è vuoto e alla fine dell'anno è inesorabilmente pieno. Per quanto noi ci sforziamo, comunque vada l'evento luttuoso sulla strada con incidenti gravi e molto importanti, non si riesce ad evitare. Io non riesco a credere che sia una tragica fatalità, noi non riusciamo ad accettare il famoso allargare le braccia e dire doveva capitare, è un tributo giusto da pagare al progresso, a questa società che corre velocemente. Fatalità. Ed è la tragica fatalità. Noi non riusciamo come Associazione Vittime della Strada a tollerare questo. Crediamo che la stragrande maggioranza degli incidenti sia dovuta a un fattore umano che proprio è quasi decisionale, quasi volontario. Questo ci stiamo battendo per mettere in risalto questa cosa qua, perché troppo facilmente si punta l'attenzione, come giustamente ricordava l'avvocato Bottoli, grande comunicatore per come lo conosco, che ci sono state, purtroppo sono morte una ragazza a Bergamo, Yara, e anche con le 2 gemelline che le stanno cercando per vedere se sono morte davvero. C'è una grande movimentazione della popolazione, del sentimento comune. Ma evidentemente qualcuno gli fa comodo, avvocati che prendono del foro, che prendono tanta visibilità e sono pubblicità, lì bisogna anche cercare di essere attenti a queste cose qua. Certamente c'è qualcuno sfruttano oltretutto, sfruttano anche la morte. C'è qualcuno che può sfruttare questa cosa. Certo. In realtà invece con le vittime della strada questo non avviene e teniamo presente che, come dice giustamente Bottoli, non ci si capacita di come Yara sia morta nel fiore dei suoi anni in maniera colpevole da qualcuno che l'ha assassinata e non rendersi conto che succede la stessa cosa migliaia di volte l'anno sulle strade, perché è difficile tollerare una persona che investe tuo figlio sulle strisce pedonali perché ha un indice di alcolico di 3,5 o 4 gradi e non considerare che anche lui abbia avuto una volontà omicida, come nel caso della giovane. È sempre questione di informazione. Adesso poi parleremo con l'amministratore delegato di Traffic Technology, e lo voglio dire tranquillamente, perché ci sono delle possibilità in più perché il fatto non venga contestato, e già qua potrebbe essere una svolta, perché se io non posso contestare il mio misfatto mi tocca pagare e soprattutto mi tocca anche rinunciare alla patente. Ma prima di mandare le slide e dare la parola a Domenico, il fatto è che comunque è un po' confusionario anche l'accesso nelle città. Si parla dei guardarai, andiamo sulla Luna, andiamo su Marte, abbiamo dei guardarai, mi dicevi tu prima, ma lo vediamo tutti i giorni, amputano le gambe dei ciclisti, dei motociclisti. Tra poco manderemo anche un'intervista di una ragazza che è stata veramente depotenziata, no? Nella sua attività più eccelsa che era il ciclismo. Sentiremo un'intervista molto commovente. Ma è possibile mai che non ci si riesca a trovare il bandolo della matassa e anche riuscire ad arrabbiarsi molto per poter far perno, per poter veramente usare questo piede di porco per scardinare questa porta dell'indifferenza? Io ho sfondato una porta aperta, a parte che noi siamo favorevoli a tutti questi innesti della tecnologia per monitorare il traffico e anche per elevare le sanzioni, quindi per rendere le strade più sicure. Difatti, certo, quando si parla del guardrail stiamo proprio. Cioè, se il guardrail può rappresentare una valida alternativa per proteggere l'automobile, rappresenta quanto di più pericoloso c'è per una moto che finisce strada e cerca di usare la via di fuga laterale per scappare da magari la velocità che lo porta a scivolare. Essendo che la moto casca e quindi continua a strisciare, non è come una macchina che va a impattare. Il guardrail è progettato per l'impatto con una macchina. Ma non con la moto, con la bici. Ma non con la moto, con la bicicletta o comunque con
qualsiasi entità che possa infilarsi sotto dove ci sono i paletti di sostegno. Prima la macchina, dopo arriva l'uomo. Esatto, allora noi abbiamo certamente una stragrande maggioranza del traffico che è rappresentato dalle autovetture a 4 ruote, però abbiamo anche un notevole traffico di 2 ruote e di biciclette, quindi in realtà appare incredibile come nel 2011 si trova la soluzione per tutto. Abbiamo esempi di qualsiasi cosa quando sono andati sulla Luna, appunto come diceva lei prima, però non riusciamo a trovare qualcosa di efficace per cercare di tutelare anche l'utenza debole nel momento in cui finisce sotto un garello e rimane con una gamba amputata oppure addirittura muore perché con la testa magari colpisce contro a un paletto di sostegno. Questa è una cosa che per come le dicevo prima, non è impossibile da cambiare tutti i garelli, perché io ho parlato con gli amministratori che dicono, ho capito, ma servono investimenti. Certo, ma allora è una questione di soldi. Ma i soldi davvero non ci sono o non vogliono essere spesi? Quanto costano comunque una società depotenziata? Adesso, amministratore delegato, Domenico Pesavento, lo faccio entrare in causa, adesso avremo delle slide per andare a vedere che voi avete un prodotto che a me piace tantissimo non soltanto a me, l'avvocato me l'ha confortato più di una volta, l'abbiamo veduto, e abbiamo considerato una cosa, che io sono stanco di vedere coloro che si macchiano di reati importanti, poi al limite vanno a una casa e propongono la loro persona per l'immagine degli occhiali e addirittura fanno fortuna, scrivono libri, non è una sciocchezza, amici, ci troviamo davanti a questo grande dilemma, questo paradosso, mentre poi dopo chi si lecca le ferite sono i familiari o le vittime. Voi avete inventato, questo brevetto di questa telecamera che prende tutta quanta la scena, in pratica dal momento in cui viene l'infrazione, si vede il rosso, si va in primo piano sulla targa e si becca il contravventore. Questo vogliamo subito dire che non fa cassa nei comuni, perché poi sentirò ancora il comandante e mi dovresti dare alcune delucidazioni su quello che è questo prodotto. Sì, diciamo che è una tecnologia... E non stiamo vendendo casseruole, stiamo vendendo veramente, credo, la vita a questo punto. Assolutamente, noi dal nostro osservatorio purtroppo vediamo settimanalmente tanti incidenti. Il passaggio con il semaforo rosso, che è quello di cui noi ci occupiamo in particolare, è un po' giocare alla roulette russa, perché ti può andare bene 100 volte, ma alla 101esima ti va male e puoi fare gravi danni a te stesso e agli altri. Ripeto, purtroppo ne vediamo tanti di incidenti, quindi è nata un po' l'idea a causa anche dei contenziosi che ci sono, perché poi purtroppo il problema è tutta la gestione del contenzioso, uno vuole sempre avere ragione, purtroppo in Italia abbiamo un po' questa mentalità, no? Che costano anche un casino di soldi. Esatto, e quindi abbiamo avuto questa idea di utilizzare una tecnologia che è quella della videosorveglianza, in realtà un po' l'uovo di Colombo, invece di fare la classica foto che si presta a dubbi, a interpretazioni, abbiamo detto mettiamo delle telecamere e riprendiamo tutto l'evento complesso che è il passaggio di un veicolo a un'intersezione, riprendendo tutto quello, possibilmente tutto quello che viene prima, ci sono alcuni esempi, tutto quello che avviene prima del passaggio e poi tutta la fase successiva. In questo modo io ottengo una, chiamiamola prova, che di fatto garantisce sia il cittadino che vede effettivamente quello che è successo, quindi viene multato solo se effettivamente il suo comportamento è sanzionabile, e d'altro canto l'amministrazione che ha una prova inconfutabile del comportamento che è sanzionato. Questo amministrativamente, ma se succede un fatto piuttosto grave vediamo la sicurezza di beccare qualcuno. Purtroppo succedono questi episodi, vedete, adesso purtroppo magari il video non rende tanto, però dal punto di vista qualitativo purtroppo, però vedete, questi sono comportamenti che noi riscontriamo tutti i giorni. Alla faccia di chi dice che passare col rosso non è pericoloso. Ecco, si ha la sensazione, oppure avete un organigramma, avete un esploso di quando avete messo il vostro macchinario, le vostre telecamere, a dopo, quante infrazioni in più, in meno? Vediamo delle immagini che sono veramente imbarazzanti. Sì. Allora, noi abbiamo un osservatorio di circa 60 comuni dislocati nel nord Italia. Con leggere differenze, mediamente abbiamo riscontrato che c'è una diminuzione di circa il 50-60% dei passaggi con il semaforo rosso e quindi una riduzione del 50% del potenziale rischio dopo circa 6, 7, 8 mesi quando cominciano a capire che ci sono le batoste. Sì, esatto. Ma quando diciamo i comuni che utilizzano queste apparecchiature, vedete qui un esempio, questo è un comune in provincia di Torino, nella cintura di Torino,
siamo passati in 8 mesi da circa 1 migliaio di infrazioni al mese, i primi mesi, a circa 200 infrazioni. Vuol dire che c'è un aspetto educativo di queste strumentazioni. Viene fatta l'adeguata pubblicità, e poi comunque, è brutto dirlo, ma quando uno prende la multa una volta ci pensa 2 volte a passare col rosso ancora. Se la becca, morta là. Mi pare che Schio abbia più o meno una cosa del genere. Ha adottato la nostra tecnologia. Ecco, certo. Comandante, voi a Schio avete avuto sicuramente coloro che hanno detto no, è ora di finirla, non vogliamo essere controllati, eccetera. Anche voi avete avuto un calo di queste infrazioni, intanto, perché chiaramente a pioggia i nostri telespettatori sicuramente capiranno che se il 50 e il 70% non passano con il rosso, molti incidenti sono chiaramente risolti. Sì, l'esperienza di Schio è stata leggermente diversa per il semplice fatto che, proprio perché la prevenzione è l'obiettivo principale che ha l'amministrazione, sono stati fatte una campagna informativa prima dell'installazione molto molto forte, quindi siamo andati sia Avete avvisato la popolazione? Sì, sui giornali provinciali, sia sui bollettini locali e anche con i mezzi che ha il comune di arrivare presso le famiglie. Dopodiché, per fare le cose come devono essere fatte, abbiamo anche interpellato i giudici di pace, perché alla fine il verbale arriva lì quando il cittadino non vuole saperne, no? E quindi abbiamo portati sul posto, li abbiamo portati in comando a vedere quindi tutto l'insieme, cioè, dell'installazione è stata accompagnata, sì, e quindi diciamo che i numeri sono stati da subito, come dire, abbastanza modesti, perché rispetto ai 1000 al mese, eccetera, ci siamo sempre attestati sui 130, 200 a seconda dell'impianto. Abbiamo 3 impianti, uno in zona industriale dove c'è un grande transito e quindi lì probabilmente c'è anche un forte ricambio di persone, e dopo ci sono altri 2 impianti nella zona delle scuole, perché il Comune di Schio ha progettato il famoso campus dei licei che, una volta realizzato, prevede la presenza di circa 5.000 studenti, già oggi ci sono, a dire il vero, però un domani ci sarà ancora più traffico, ci saranno i bus che passano, scooter, motorini, eccetera, quindi lì è stato scelto dall'amministrazione l'installazione proprio su questo punto dove c'è l'attraversamento pedonale oltre che l'incrocio dei veicoli, e quindi l'investimento è stato fatto per questo motivo. Bene, adesso avvocato, sentiamo il controaltare. In qualche maniera mi pare che Schio abbia fatto un procedimento virtuoso, nel senso che ha avvisato tutti, ha saputo fare le cose come Dio comanda, e state attenti, qua è un processo culturale ed è quello che vogliamo trasmettere noi questa sera. Vogliamo dare delle indicazioni che siano quanto più culturali, perché uno si debba vergognare di quello che fa, perché io mi vergognerei se mi vedo aver fatto una marchella del genere, insomma, passo corrosso, mi vergognerei, mi sentirei veramente un ladro, un delinquente e tutto quello che gli va dietro. Quindi credo che questo sia il modo giusto per interpretare una nuova tecnologia, e mi pare che senza dubbio sia una tecnologia vantaggiosa per tutti, non soltanto per i contravventori, no, ma ahimè ce ne frega niente, ma per le persone che insomma la strada la navigano, come tra poco sentiremo questa ragazza nell'intervista, è un deterrente. Più che contravventori li chiamerei criminali, sì, ma parlando della fattispecie del passaggio col semaforo rosso, perché chi lo fa è un criminale. Come sparare. È la stessa cosa. Io ho il porto d'armi, mi affaccio la mattina alla finestra e mi metto a sparacchiare, e qualcuno prima o dopo lo posso attingere, per usare un termine tecnico. Bene, io mi sono occupato come difensore civico di moltissimi casi, di moltissime contestazioni di cittadini e di comitati sorti molto numerosi che tutelavano quello che pareva essere, e probabilmente in certi casi lo è stato, un abuso della pubblica amministrazione. Mi riferisco alle famigerate fotografie del passaggio col semaforo rosso, laddove il giallo aveva una durata tempistica inferiore a quella che avrebbe dovuto essere di norma, per cui vi era una specie di trabocchetto in cui l'ignaro automobilista poteva incappare. E me ne sono interessato perché il compito del difensore civico era proprio quello di tutelare il cittadino a fronte di eventuali abusi della pubblica amministrazione. E fu da allora che iniziai ad informarmi e a partecipare a convegni e soprattutto a occuparmi, attraverso anche internet, di cos'era il problema effettivo, il passaggio con questa fotografia o d'altro. E fu lui
che in un convegno venne illustrato, non ricordo neppure se fosse questa ditta, perché non è che sia interessante per me fare pubblicità o meno una ditta, ma di fronte ci troviamo a una nuova tecnologia che non dà adito a dubbio alcuno, perché, come si è visto, il passaggio viene preso temporaneamente prima, durante e dopo, per cui non vi è nessuna possibilità di equivoco. Allora i vantaggi sono duplici, innanzitutto perché abbiamo la certezza della responsabilità e, come si diceva prima, giuridicamente è ovvio che in caso di mancanza di testimonianze vi è una presunzione di corresponsabilità nella causazione del sinistro. Corretto. Quindi avviene di notte, nessuno può testimoniare, si presume che ambedue siano responsabili al 50%. Voi pensate, se colui che ha avuto il figlio, il parente, il proprio caro, vittima di un incidente, sapendo, perché magari era il trasportato a lato o era lui stesso il conducente, che invece la responsabilità era macroscopicamente di quello che alle 2 del mattino era passato col semaforo rosso, oltre al danno, come si suol dire qua, le parole è difficile trovare anche i vocaboli adatti, oltre al danno le beffe. In questo caso almeno si ha la certezza che chi è responsabile deve pagare. Ma per concludere, è bene che i cittadini, a fronte di queste nuove tecnologie che non possono lasciare adito a dubbio alcuno, non possono più avere nessun alibi, e soprattutto quelle associazioni che nascono per motivi molto meno nobili, perché siamo di fronte ad atteggiamenti criminali che finalmente si è in grado di reprimere. Finalmente un avvocato che parla con gli aggettivi giusti, perché criminali penso che sia proprio oggetto, no? Come si dice una volta. Non c'è dubbio alcuno. Non c'è dubbio alcuno. Alberto, adesso mandiamo in onda un'intervista, perché pare che poi dopo noi parliamo di nulla, però se vuoi ci sono le testimonianze, a me commuovono come commuovono a tutti noi che abbiamo delle sensibilità, che vogliamo mettere, insomma, vogliamo intavolare una discussione che possa essere quanto mai più vicina alla gente, perché non è detto che non capiti a nessuno, oppure quando ti capita dici ma proprio a me va a capitare, io stasera ma proprio a me va a capitare, trovo un pirla che mi passa col rosso, non accetta non rispetta uno stop, mi trovo anch'io in condizioni veramente pietose. Adesso andiamo all'intervista di questa ragazza, ve la preannuncio, una ragazza che aveva il mondo davanti a sé perché era una elite, quasi una professionista del ciclismo, mentre si allenava, povera, è stata investita e quindi ci racconta un po' brevemente il succo della sua storia. Noi siamo vicini a Marina e gli saremo vicini per tutto il resto che conterà, e io prego la regia se manda in onda questo piccolo intervento. Marina, insomma, è una storia un po' particolare, parti da ciclista e il ciclismo, si sa, è lo sport per eccellenza dove il sacrificio è il primo comandamento. Poi ti è successo qualcosa? Sì, ho avuto l'incidente il 1° giugno, la macchina mi ha tagliato la strada e da quel giorno sono in carrozzina. 9 mesi di ospedale, in pratica un'altra gestazione. Sì, veramente, quello è stato la cosa più pesante, più brutta da sopportare, perché io che in un ospedale non ero mai stata, perché vabbè, il fisico da ciclista ti porta a non avere mai grossi problemi, anche vabbè, hai un incidente, ti succede qualcosa, subito dopo torni in piedi, non c'è problema. Questa volta purtroppo non sono ancora riuscita, ci vorrà del tempo, ci vorranno degli aiuti, però confidiamo. Vittime della strada vuol dire che poi dopo i pirati che tagliano la strada, spesso i ciclisti ne vengono flagellati, pagano un prezzo piccolissimo, sì. Dopodiché, dopo quello che hanno fatto. Sì, perché questi pirati della strada non si rendono conto nemmeno di quello che fanno, che rovinano le vite delle persone e a loro non viene fatto niente, cioè noi passiamo mesi e mesi in ospedale, soffriamo le pene dell'inferno e loro niente. Quest'estate io ero in ospedale, magari quella donna che mi ha investito era anche al mare a farsi le sue vacanze, tanto c'è l'assicurazione che lei ha, che paga, magari pagherà, speriamo che pagherà, perché anche lì noi vittime della strada non sappiamo nemmeno quanto e se l'assicurazione ci darà il contributo che ci spetta.
e quindi siamo proprio flagellati e basta, quindi bisogna che ci sia più attenzione sul nostro problema, perché quelli che sono i pirati della strada sono degli assassini veri e propri. Noi in studio abbiamo l'avvocato Bottoli, che da una vita dedica il suo tempo proprio ai familiari e vittime della strada. Il messaggio lui non è già sensibile da par suo, però il messaggio che vogliamo lasciare ai cittadini, alle persone normali, cosiddette normali, è quello di avere più attenzione, perché poi dopo alla fine tu hai subito anche un trauma al midollo osseo. Al midollo spinale, che è ancora peggio. Sì, ho avuto un trauma facciale e più quello al midollo spinale, quindi tutto. Io il messaggio che voglio dare è: state attenti quando andate in macchina, perché un vostro errore potrebbe uccidere e far del male anche a una persona cara, quindi bisogna pensare che per strada bisogna tenere sempre gli occhi aperti e soprattutto rispettare quelli che hanno un mezzo di taglia inferiore al vostro, come quelli che hanno i camion non hanno rispetto per le macchine e per i ciclisti, quelli con le macchine non hanno rispetto per i ciclisti, per quelli con le moto, tanto meno per i pedoni, quindi dobbiamo renderci conto che la strada è di tutti e soprattutto chi è a piedi, chi è in bicicletta non inquina, voi inquinate tantissimo, quindi fate attenzione e più rispetto. Ecco, tu hai fondato un'associazione, mi pare. Sì, la mia scappatoia è l'associazione, perché se il governo non fa niente, se il sistema nazionale non fa niente, ci facciamo da soli. E quindi io ho fondato questa associazione, la Marina Romoli Onlus, per la ricerca sul midollo spinale e per aiutare quei ragazzi ciclisti che fino ai 30 anni, quindi giovani, che hanno degli incidenti stradali, supportarli, perché tante volte magari se uno viene investito anche da un extracomunitario che non ha l'assicurazione non viene risarcito per niente, e quindi se uno è di famiglia povera cosa fa? Rimane da solo, senza nessuno, senza cure appropriate, e quindi non gli si dà nemmeno la possibilità di guarire. Un saluto a Marina Romoli, una ciclista. Quando si parla, avvocato, di depotenziamento di una società, questa è una laureata, una ragazza che ha fatto molto nella sua vita nel rispetto delle regole, poi una ciclista, una sportiva, quindi non beve, non nuoce, però la vita gli è nuociuta a lei per causa di... A me lasciano sconvolto, poi parlerò ancora anche con Alberto, perché quasi quasi queste cose qua non vanno neanche messe in onda, perché si urta la sensibilità di chi non lo so. La cosa che mi ha veramente colpito, per non dire commosso, è la serenità con cui questa ragazza, che per tutta la vita rimarrà su una sedia a rotelle, Noi ci auguriamo di... ha parlato del suo caso, una serenità che ha veramente dell'incredibile, una forza d'animo, e vedere che simili persone, che cosa potrebbero dare alla società, persone di tanto valore che per l'atteggiamento imprudente e criminale di un terzo siano costrette per tutta la vita a subire quello che dovranno subire, è veramente qualcosa che urla vendetta a Dio. E allora io mi permetto di dare un suggerimento anche dal punto di vista giuridico, mi rivolgo in particolare ad Alberto, conoscendo l'impegno e la passione con la quale si applica per quanto riguarda l'assistenza anche dal punto di vista legale a queste vittime della strada. Si parla tanto in questi giorni di obbligatorietà dell'azione penale. Si sa che l'azione penale è obbligatoria, e però le azioni penali sono tante e così varie sul tavolo del singolo magistrato che questo necessariamente deve scegliere fiore da fiore, perché non è in grado, per quanto si impegni con tutta la propria volontà e responsabilità, di far fronte a tutte le azioni penali che deve portare avanti. Io chiedo, dal momento che c'è questa possibilità doverosa di scelta, che una corsia preferenziale sia lasciata da parte della magistratura. Credo di non chiedere nulla di illecito in ciò, per ciò che riguarda il risarcimento delle vittime della strada. Perché? Si innesta, grazie ai tempi della nostra giustizia, sappiamo che l'Italia è la più condannata in Europa per i ritardi della giustizia, si parla per il risarcimento di un incidente stradale di 10-12 anni. Certo.
È di tutta ovvietà che le compagnie di assicurazione, facendo, Ci giocano. ahimè, il loro, virgolette, interesse, giocano su questo, perché è lo stesso avvocato che nel rappresentare al proprio assistito la situazione reale deve dire: guardate che se non accettiamo il risarcimento che ci viene proposto, pur essendo questo, e ve lo dico da subito, in base all'esperienza e soprattutto in base alle perizie, insufficiente, non certamente congruo, e però siete disposti, o meglio, avete la possibilità di attendere 14, 10, 11, 8 anni prima di ottenere l'effettivo risarcimento. E quindi, a fronte di queste tragedie, il concedere una corsia preferenziale, e questo sarebbe facilissimo da concedere, io penso che sarebbe non soltanto umanamente ma anche giuridicamente corretto. Alberto, io ti ho visto leggermente scosso, ma d'altronde ci sta pure questo. Io ho conosciuto questa ragazza, la vedevo quando correva in bicicletta, e chiaramente fa male, e fa male forse più a te perché ne sei coinvolto in prima persona nei tuoi ricordi, però qua qualcosa bisogna fare. Poi manderò, ahimè, devo mandarla un po' di pubblicità perché sennò questa trasmissione qua non è che possa essere autofinanziata, anzi me ne dispiaccio, però anzi i nostri adesionisti sono veramente delle opere pie, perché queste trasmissioni non le fila nessuno, se non ne parliamo, voglio dire, alla fine ci ritroviamo proprio da soli. Io voglio dare un barlume di speranza a questa ragazza. Io intanto, Marina, posso dirti che, se posso darti del tu, che ti sono molto vicino e mi è dispiaciuto tanto di vedere questa intervista di quello che ti è capitato, e un po' riesco a capirti perché ci sono dentro dall'inizio della mia vita praticamente in un incidente stradale, e tra l'altro sono anche invalido del lavoro, quindi so cosa vuol dire da un momento all'altro essere spensierato a vivere la tua vita e poi un giorno doverti rapportare con una grave invalidità. Per quello che ti riguarda, io spero che tu possa rimetterti in piedi prima di tutto e che possano curarti al meglio, e affinché tu possa veramente ritornare a camminare. Ti auguro veramente con tutto il cuore questo, e spero che, come te, verso la persona che ti ha investito, che mi sembra di aver capito che era una donna, tu abbia esercitato l'azione penale, cioè l'abbia denunciata questa persona anche a livello penale, perché purtroppo tantissime persone non sanno che chiunque cagiona una lesione a te può essere denunciata, anche se la lesione è colposa, anche se la lesione è lieve. Anche un banale tamponamento che ti ha per colpa causato un colpo di frusta può essere perseguito con un'azione penale, ed è doveroso da farlo, perché noi sappiamo che la denuncia scatta automatica e non in tutti i casi sopra i 40 giorni di validità, diciamo di una certa rilevanza, però possono essere denunciati penalmente anche chi ti ha causato lesioni per 2 giorni, un giorno. Non è detto che debba per forza essere una lesione grave. A volte gli avvocati sconsigliano questo perché con un'azione penale di mezzo si potrebbero ostacolare eventuali risarcimenti, però perde di fatto, svilisce di fatto quella che è la deterrenza sulla strada dopo la mancanza di un giudice che va a stabilire le condotte più o meno rilevanti dal punto di vista penale. Quindi invito tutte le persone a far difendere i propri diritti. Ci sono delle leggi, ci possono essere delle sanzioni, quindi occorre obbligatoriamente, secondo me, anche se le lesioni sono lievi, percorrere questa strada. Per quanto riguarda i risarcimenti, la corsia preferenziale che l'avvocato Bottoli così compiutamente ci ha illustrato, io credo che sia necessario, oltre a questo che è importante, qualcosa di più. Noi abbiamo a che fare con, e questo è un argomento molto tecnico, spero che gli appassionati e i telespettatori riusciranno a seguirmi, noi abbiamo a che fare con una disciplina completamente diversa per quanto riguarda la tutela degli incidenti stradali e degli incidenti sul lavoro. Gli incidenti sul lavoro, c'è un INAIL che è un ente predisposto statale all'assicurazione obbligatoria per ogni datore di lavoro sui propri dipendenti. Quando un lavoratore dipendente purtroppo ha un incidente, si fa male o rimane infortunato o purtroppo rimane morto, non c'è contenzioso, diciamo. Diciamo che interviene l'INAIL, anche se l'imprenditore non aveva assicurazione, interviene l'INAIL. L'INAIL cosa fa? Ha istituito un meccanismo che si chiama meccanismo della rendita. L'INAIL superiore a un certo punto di invalidità concede una rendita, poi tu da danneggiato sei
in grado di poter esercitare un'azione civile o penale, anche in quel caso, nei confronti di chi ti ha causato un danno e chiedere un maggiore danno rispetto alla rendita che ti concede l'INAIL. Però questo cosa fa in modo? Fa in modo che chi percepisce la rendita, come me che percepisco una rendita, dà vita a un meccanismo associativo perché deve proteggere la propria rendita, la quale viene messa sotto controllo dopo 1 anno, 3 anni, 5 anni, 7 anni, 10 anni, al fine di valutare un eventuale aggravamento oppure un eventuale miglioramento. Questo di fatto porta le persone ad associarsi in enti che possono essere sindacati, patronati, possono essere determinate entità, però sono supportate dalla notevole mole di persone che si infortuna. Che poi alla fine sono voti, mi pare di capire. No, che danno una forza, certo. Danno una forza, che può essere una forza politica come i sindacati o una forza amministrativa come le branche del comune che danno una mano, che fa la forza, o anche il difensore civico. Allora io sto pensando, perché invece l'incidente stradale, che c'è un'RC auto obbligatoria, non c'è un istituto così preciso come l'INAIL, con la quale si possa interagire e concedere non solo un risarcimento in quota capitale a chi ha un incidente stradale, ma anche una rendita che potrebbe portare delle persone spontaneamente ad associarsi perché nel tempo devono andare a proteggere la propria rendita oppure hanno bisogno semplicemente di dichiarazioni a fine anno. Invece purtroppo succede che normalmente nel 95% dei casi viene effettuato, c'è un accordo tra assicurazioni e danneggiati, si arriva in via stragiudiziale a chiudere il caso, non si arriva neanche davanti al giudice, a livello parlo di civile, e di fatto viene liquidata, viene dato un valore alla vita umana, vengono liquidate, le persone escono dal risarcimento e possono riprendere, tra virgolette, la loro vita di prima. Okay? Però quello che voglio dire io è che questo fa in modo che una persona danneggiata, faccio un esempio a Marina starà seguendo questo iter probabilmente, però nel momento in cui lei chiuderà, per fortuna che lei ha fatto questa associazione, che è nobilissima questa cosa, e la invito, veramente Marina, ti invito a contattarci, perché noi possiamo unire i nostri sforzi. È importante che tu abbia iniziato questo tuo percorso, l'associazione è una cosa nobilissima per proteggere i ciclisti, però è importante anche associare per dare più respiro, più un lungo progetto, una lunga gittata a quello che tu stai facendo, perché di fatto se no questa cosa qua potrà ricadere sulle tue spalle per 1, 2, 3, 4, poi ti stancherai anche tu e poi finirai, non potrai più andare avanti con il tuo impegno perché la tua vita proseguirà. Serve un progetto di più lunga gittata e quindi un progetto fatto con determinati passi, con associazioni forti, che può essere la nostra come qualsiasi entità che combatte sul territorio per questo fenomeno, che possa arrivare ai centri di potere a Roma oppure a livello regionale. Quello che voglio dire io è che questa è una delle tante cose che si potrebbe fare, che però non si fa perché esiste una frammentarietà di assicurazioni che vanno a seguire il loro caso, avvocati che si tengono i fascicoli ben stretti nei loro armadi perché hanno paura di poter perdere il cliente domani. Di fatto, parlandoci chiari, l'avvocato Bottoli potrà sicuramente confortarmi in questo caso, caso. Per l'avvocato un incidente stradale, la maggior parte degli avvocati, rappresenta il fatturato dell'anno. Cioè, ormai la giustizia funziona per divorzi, incidenti stradali, sono quelle le tipologie di cause, liti di condominio anche, che vanno a finire nei tribunali. L'incidente stradale rappresenta normalmente un anno e mezzo di raccomandate per poi mettersi d'accordo con il liquidatore, il quale mette una cifra, tu senza aver fatto un'attività istruttoria di cause o in avanti prendi il 10% circa di risarcimento in bianco e a volte troppo spesso in nero. Quello che voglio dire io è che questo è ovvio che da una parte degli avvocati, che bisogna anche loro, devono essere compresi anche loro, perché non si può demonizzare una categoria, non ha senso demonizzare una categoria, perché ci sono tanti fattori da ragionarci, quindi è tutta una serie di fattori che va dall'inizio alla fine, però di fatto l'incidente stradale è un business, come giustamente sentivo parlare di questi filmati, se c'è il filmato perdono lavoro i periti, perdono lavoro gli avvocati, perché se la dinamica è chiara, i testimoni non ci sono, perché che problemi ci sono? Speriamo che vadano a fare qualcosa di più utile. Adesso mando soltanto un attimo la pubblicità. È il discorso, è questo il concetto. Abbiamo a che fare con tutta questa situazione che un filmato sui punti più pericolosi del traffico in Italia, ma nel mondo, sono gli incroci dove ci sono diverse strade, sono proprio l'intersezione semaforica. Pubblicità. Brink,
negozio specializzato in cartucce per stampanti, carte comuni e speciali, montaggio di stazioni di inchiostro per un risparmio davvero sorprendente. Fotoprint, ordina comodamente da casa tua e ritira in negozio. Sostituzione filtri particolati che riducono del 94% le emissioni delle polveri sottili. Stampa le tue foto online e aderisci alla campagna Print Card. Più punti, più premi. Colora la tua vita con Print. Siamo in Viale Venezia 73 a Bassano del Grappa. A 6 chilometri da Bassano del Grappa troverai il fascino e l'emozione di un sogno all'hotel-ristorante I Cavallini. Il ristorante, dotato di 60 coperti, è in grado di ospitare cene private, cene d'affari e incontri di lavoro o ricorrenze in genere. L'hotel-ristorante I Cavallini dispone di 15 camere di recente ristrutturazione per una ospitalità ad alto livello. Hotel-ristorante I Cavallini. L'eleganza, l'armonia e lo stile sono accompagnati da un raffinato servizio. Hotel-ristorante I Cavallini, via Trento, Solagna, Vicenza. Ben rientrati in piazza. Allora, Domenico, prima ha fatto un'analisi l'avvocato, dice a me non mi interessa questo o quella tipologia, l'importante è che ci sia qualcosa che documenti l'inizio e la fine dell'avvenuta diciamo così, contravvenzione. Ecco, voi che difficoltà trovate quando dovete, oppure quando cercate di sottoporre alle amministrazioni il vostro progetto? Ma devo dire che onestamente difficoltà non ne troviamo, perché proprio la tipologia di garanzia che fornisce la nostra tecnologia è palese, quindi non troviamo difficoltà. Paghiamo purtroppo, questo devo dire che dispiace, usciamo da un periodo di polemiche su questo tipo di strumentazioni, perché sembra, qui la magistratura in alcuni casi sta indagando e vedremo cosa succederà, sembra che sia stato fatto un cattivo utilizzo in alcuni casi di strumentazioni di questo tipo. Dispiace perché, come a volte succede, si fa di ogni erba un fascio, e quindi anche aziende o società come la mia, che io sono orgoglioso di fare il lavoro che faccio, anche se è un lavoro impopolare, come magari diceva prima anche il comandante Maroni, ma sono orgoglioso di farlo perché so di farlo bene, so di farlo secondo tutti i crismi. Ecco, la difficoltà che troviamo è semmai dal punto di vista dell'opinione pubblica, perché si pensa che in qualche modo noi vogliamo lucrare sulle disgrazie degli altri, no? Avvocato, e questo dispiace. Però secondo me non mi trovo d'accordo, se la gente parla così vuol dire che la pungoli sul lato debole. Vuol dire che allora è giusto, questa è giusta. Questa trasmissione è benemerita, non soltanto perché lei la conduce con estrema professionalità e perché lei sa che magari non è del tutto popolare una trasmissione. Assolutamente. Però per me invece è molto confortante non soltanto il fatto di avere l'occasione ogni tanto di ritrovarmi con Alberto, che ammiro molto per la sua passione e per quanto sta facendo, ma incontrarmi anche come questo comandante della Polizia Municipale. La volta scorsa, se non sbaglio, c'era il sindaco di Due Ville. Dentro di me dico, ci sono delle persone così civili e così capaci nella loro professionalità di capire che poi l'agire per il bene della res pubblica, della cosa di tutti, alla fine rende anche dal punto di vista politico. È il discorso di colui che si occupa di politica, certo, e pensa solo ed esclusivamente al proprio partito. Quella persona lì non farà mai l'interesse quindi della comunità. Certo. Alla fine ma guarda pagherà. che noi dei politici pensiamo tutto il bene, ma anche tutto il male. Il politico si referenzia da solo perché pensa chissà che cosa, ma qua si tratta di dire ai politici e di dare dei suggerimenti, che cominciassero a mettere delle idee in campo, come in questo caso. Io credo che non sia soltanto un'idea, Domenico, ma dovrebbe essere un principio, quello di fare gli interessi della gente, della povera Marina. Io vedo ancora commosso l'amico Alberto. Comandante, io le faccio una domanda, e questa domanda è un tormentone, perché sembrerebbe quasi che io voglia dire che accomuno uno che beve con uno che va a fare delle rapine e spara così all'impazzata sulle delle folle di innocenti. Ma lei quando ferma, le sarà capitato di fermare in un posto di blocco, in un controllo,
un ubriaco. Ma lei non si incazza, cioè nel senso, voglio dire, non ti rendi conto a dire questo che è come se tu avessi messo dentro una pallottola nell'arma dal momento in cui hai preso questa sostanza? Beh, allora, innanzitutto noi dobbiamo essere professionali, io evidentemente non sono vigile, no, quindi non sono della polizia locale, quindi mi permetto di incazzarmi professionalmente, da hardcore o da certo. Vabbè, l'incazzatura può essere un sentimento che si prova ovviamente quando uno non è un addetto al lavoro, perché in questo caso sia il fatto che bisogna essere sempre professionali, sia anche che come un chirurgo ci si abitua a vedere il sangue, voglio dire, però ovviamente l'obiettivo è quello di essere presenti e di essere, come dire, di prevenire attraverso le punizioni. Quindi la prevenzione, ripeto, non è quella di prevenire che uno non paghi la multa o non paghi la giusta pena, è prevenire che succeda qualcosa di grave come è successo alla ragazza. Quindi noi agiamo con quel tipo di filosofia. A Schio, dove ovviamente c'è anche un servizio notturno, nei fine settimana noi siamo presenti, la popolazione l'ha capito, insomma, quindi c'è questo timore, noi veniamo visti un po' come uno spauracchio, ma questo è il ruolo che ci compete, voglio dire. Lo fate volentieri. Lo si fa con responsabilità e sebbene, questo, ripeto, come primo ruolo sia antipatico da sopportare, è la nostra responsabilità sta lì. Io dico che non è antipatico per niente. Ecco, so benissimo che c'è, che c'è la parte sana della cittadinanza che ci conforta su questo, c'è l'altra parte, o comunque anche una parte di giornalismo che magari non ci supporta, però tant'è, questo è il nostro ruolo e noi lo continuiamo a fare senza essere, insomma... Alberto, guardiamo queste immagini che non le vogliamo mica riportare, però è un fatto che molti incidenti accadono perché o sotto stupefacenti o sotto alcol. Cioè io continuo a dire che le licenze dei bar si sprecano nelle città, pare che noi abbiamo un dubbio, non sappiamo dove mettere i nostri figli, allora ipocritamente diciamo piuttosto che stiano in città e li imbriaghiamo fino a scoppiarsi. Però poi questi pigliano la macchina in qualche maniera, anche fare 1,5 chilometri sono delle mine vaganti, ma è possibile che non ci si possa, anche voi come associazione familiari vittime della strada, proporre qualcosa di serio, perché alla fine questo è. Il venerdì, sabato e domenica, guardate i giornali, insomma andate su internet e guardate i dati certi, i dati veri, perché se uno fa un incidente e non mi muore nei primi 7 giorni, 8 giorni, muore di cause naturali dopo, c'è pure da dire questo. Vabbè, sul discorso statistiche ci sarebbe qua da parlarne per molto tempo, però diciamo che mi ha colpito... Abbiamo un'occasione al mese, insomma per tutto l'anno sfruttiamola, ragazzi. Mi ha colpito molto, insomma, giustamente anche quello che diceva il dottor Pesavento per quanto riguarda il potere di deterrenza che possono avere determinate tecnologie. È vero anche che noi viviamo in una società nel quale proprio il popolo italiano ha talmente protestato contro gli autovelox, i telelaser, come si suol dire, che sono omologatissimi e riconosciutissimi, che adesso devono essere avvisati con un bellissimo, potrà confortarmi il comandante, 500 metri prima. Di fatto ciò toglie il potere di deterrenza che hanno queste apparecchiature. Vado piano là. Devono essere avvisati sui giornali la settimana prima, dove ci sono i controlli, e in più esiste un posto di rilevamento solo, in più deve essere... Ci sono i navigatori che adesso ti aiutano. I navigatori ti aiutano, e in più, come se non bastasse, se sei per caso distratto, quelli che arrivano dall'altra parte della strada ti avvisano con i fari. La solidarietà, bisogna capire che chi fa i fari a un automobilista che sta arrivando, per proteggerlo da eventuali sanzioni o... peggio ancora, perché magari un criminale che deve scappare dalla polizia, quello è un criminale al pari di quello con... Annotatevela questa cosa, perché credo sia il primo principio del quanto di più primo incivile passo culturale. Esista, perché sembra un'azione di poco conto, invece in realtà ha effetti devastanti. Voi non ve ne rendete conto quando sfanalate, ma così contribuite all'uccisione di determinate persone. Se lo volete capire, bene, se no basta che aprite i giornali e lo potete vedere dai giornali quello che accade sulle nostre strade. È una strage impunita, ci sono più morti, quasi più morti del Giappone, che è stato un terremoto gigantesco. Sì, parlo di un anno, oppure di morti nella guerra in Afghanistan, in Iraq, in qualsiasi guerra che c'è in giro. In incidenti stradali al mondo muoiono 1 milione di persone l'anno. 1 milione. Avvocato, io
guardando le statistiche, adesso mi pare che per morte giovanile siamo intorno a stati al 9° posto, cioè voglio dire il primo motivo per cui si muore in gioventù dai 20 ai 24 sono gli incidenti stradali. Questo trend nel 2020 in Italia, se andiamo di questo passo, come diceva prima il comandante, sarà il prima causa di morte giovanile. Cioè, io rimango, cioè, voglio dire, i nostri legislatori dovrebbero, non soltanto traffic technology, ma credo che ci saranno anche altri casi, adesso non lo so, non sono qua a sponsorizzare la causa di nessuno, ma questi dovrebbero essere benemeriti, ma metterli dovunque. Certo, lei ha toccato Prima con mano causa di morte qual è il vero per problema. giovani. E la cosa che deve indignare è il fatto che non è un problema, diciamo, fisiologico. Si sa che ogni 1000 persone, un certo numero di queste 1000, io non sono in grado di darvi queste statistiche, ha il polmone, il tumore al polmone. Ogni 5.200 hanno il tumore alla prostata. Si sa, è fisiologico, il corpo umano, il fisico non può naturalmente essere immune. E ci sono però delle azioni. E quindi si fa di tutto per prevenire e quant'altro. E però, ciò malgrado, dobbiamo essere preparati al fatto che può succedere a chiunque di noi, ai nostri cari e quant'altro. Ma laddove invece, attraverso azioni virtuose di prevenzione, grazie a mezzi tecnici che pongono al di fuori di ogni ragionevole dubbio, come si suol dire, la responsabilità o quant'altro, per cui non è da dire oddio c'è il rischio che quell'amministrazione attraverso quello strumento commetta un abuso. No, questo rischio non c'è. Ma qual è il cittadino o quell'amministratore che è così poco virtuoso e non pensa addirittura agli interessi anche personali da non auspicare che vi sia questa prevenzione? Avvocato, un'altra pausa pubblicitaria e poi siamo in chiusura. Vi presento la pizza Maranello, riconosciuta dallo stesso comune come testimonial della rossa più amata del mondo. Creata coi prodotti tipici della loro terra, l'aceto balsamico tradizionale, la coppa stagionata di Maranello e la mozzarella di bufala. Viva la Ferrari! Centro Servizi Autofficina Sandri, specializzati in autodiagnosi elettronica a filoscopio per accensione, con tecnici specializzati e attrezzature d'avanguardia. È in grado di offrire servizi per il mantenimento dei perfetti livelli di sicurezza e di funzionalità del vostro autoveicolo. Autofficina Sandri la trovi a Belvedere di Tezze sul Brenta. Centro Revisioni Autofficina Sandri, la puoi trovare anche a Bassano del Grappa in via Schio 5, laterale di via Pecori Giraldi. Ben rientrati in piazza. Avvocato, non è l'ultima puntata, io l'aspetto sempre lei. Con cadenza mensile, insomma, ci vediamo ancora. Mi creda, sono veramente sincero quando dico che l'ammiro e la rispetto per quello che sta facendo. E io mi rispetto lei perché sono e quindi io non mancherò mai, una volta che vengo invitato, di essere presente. Guardi, io uso tutte le tecnologie a me favorevoli, anche Facebook. Al venerdì mando dei filmati più commoventi possibili, mandando una dedica ai ragazzi, e venerdì, attenzione, bisogna cominciare a fare come i partigiani, no? Un po' di resistenza, nel senso bisogna dare qualche sintomo ai nostri ragazzi. Comandante, le faccio gli auguri per la sua Schio, vi faccio i complimenti. Guardi, devo dire la verità, non so neanche se siate né di sinistra né di destra, io credo che comunque Schio sia in una direzione giusta e quindi vi faccio i complimenti. Grazie. Tu devi dirmi l'ultima cosa. Sì, volevo concludere perché abbiamo parlato di prevenzione. Io volevo rivolgere un appello a tutte le persone. Signori, chi ha in mano la strada sono il futuro delle nostre vite, sono i ragazzini, i bambini di adesso, perché io credo che ho un po' di sfiducia per quanto riguarda le persone che adesso ci sono sulla strada. Ci sono dei comportamenti che sono inveterati nella testa delle persone, sono impossibili da cambiare, ci sono delle persone che faranno sempre quelle infrazioni, le faranno sempre, contesteranno sempre i metodi di controllo, non c'è niente da fare, però i ragazzi, i bambini di oggi, quelli che saranno i futuri guidatori di domani, sono responsabilità dei propri genitori. Genitori, non accontentatevi di parlare, di regalare a 14 anni il motorino ai vostri figli senza aver appurato se sono in grado di guidarlo.
se sono in grado di poter capire cosa vuol dire la velocità, cosa vuol dire sbattere magari anche la testa in maniera duramente, oppure la macchina, non accontentatevi di che arrivi a 18 anni solo perché avete magari lavorato duramente tutta la vita, di voler regalare ai vostri figli per status quo, per il simbolo sociale, una macchina poderosa, di quelle che funzionano tante, che danno anche una scarsa percezione della propria velocità. La prossima puntata parleremo di dotazioni delle macchine utili per gli altri, utili per i bambini, segnalatori e quant'altro, e poi avvocato parleremo anche di 3 milioni di automobilisti che vanno via senza assicurazione. Grazie invece Domenico, tu dicevi prima che questa è una mission, continua così, se hai bisogno di una mano noi faremo l'impossibile per potertela dare, perché ogni persona beccata vuol dire che forse non troveremo più questo tipo di interviste. Certo. Okay? Io vi ringrazio, vi do appuntamento a settimana prossima, ricordiamo settimana prossima un argomento un po' più leggero, parleremo con gli estremi, coloro che fanno cose da pazzi. Abbiamo Tom Perry, il alpinista scalzo, quindi verrà con noi, poi un altro alpinista che è bello, ma poi abbiamo anche un certo Davide Frana che è andato in posti meravigliosi con la bicicletta, ha affrontato veramente situazioni importanti, ne parleremo con loro, quindi sarà una puntata di estremo sport. L'appuntamento di consuetudine è con O Bianco o Nero il lunedì alle ore 21:45. Ringrazio i miei ospiti, l'appuntamento è fra un mese, puntuali qua, e noi ci vediamo settimana prossima. O Bianco o Nero vi è stato offerto? Basta una notte in un Falkensteiner Hotel per rilassarsi, 3 per ricaricarsi, 7 per rigenerarsi. Pensa a te. Benvenuto a casa.